Marco Rizzo, candidato per Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Veneto. Ci racconti un po' di lei, qual è il suo percorso, cosa l'ha spinta a candidarsi e quali sono i punti principali del suo programma? L'idea di democrazia sovrana popolare è quella di evitare il declino del nostro paese. Oggi l'economia italiana, a partire dal Veneto, che è una delle regioni più forti, è ormai all'8º o 9º posto. 30 anni fa eravamo al 4º più quinto posto delle economie nel mondo, tra 10 anni saremo al 23º posto. E quindi è chiaro che questo declino inesorabile, dovuto alla globalizzazione, ma anche dovuto a molti errori che si sono commessi in Europa, va certamente fermato. Il ceto medio, agricoltori, commercianti, artigiani, piccola e media impresa, vengono schiacciati verso il basso. E allora c'è la necessità di unire le forze del lavoro, quindi il ceto medio produttivo e la classe lavoratrice, in modo da dare una speranza al paese partendo dal lavoro. Purtroppo oggi l'economia, la grande finanza, sovrastano il nostro paese, sovrastano il Veneto, sovrastano le regioni più forti e l'Unione Europea è molto matrigna nei nostri confronti. La nostra proposta è quella di unire le forze del lavoro partendo dal Veneto. Chiaramente la regione ha competenze in primo luogo per la sanità e quindi vogliamo una sanità pubblica, ma vogliamo anche che da questa regione parta un messaggio per tutto il paese. La sovranità dell'Italia per dare uno statuto speciale al Veneto, per dare una vera titolarità per il Veneto. Questa è la proposta di Marco Rizzo, presidente della regione. La mia esperienza politica è nota, io arrivo dalla sinistra, ma quella sinistra lì non c'è più. Era quella di Berlinguer ai cancelli della Fiat con gli operai, oggi la sinistra è Elly Schlein sul carro del Gay Pride. Non provo repulsione, ma certamente estraneità. Tra i giovani si registrano sempre più spesso episodi di disagio e di violenza. Cosa propone per prevenire questi fenomeni e allo stesso tempo offrire loro più opportunità? Le nuove generazioni sono vittime di questo modello di sistema perché non viene implementata un'idea di previsione della società. Oggi la politica guarda solo alla punta delle proprie scarpe, i politici sono interessati solo alla loro esclusiva elezione. Qui in Veneto, la notte prima della presentazione delle liste, c'erano decine di candidati che non sapevano neanche ancora in quale partito andavano, avevano i manifesti pronti senza il simbolo, e questa è la morte della politica, e infatti la gente non va a votare. Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, parliamo di fare quello che si dice. Ed è per questo che vogliamo dare un esempio ai giovani. Purtroppo oggi le nuove generazioni non hanno futuro perché non si prevede, appunto. Non hanno futuro perché la scuola viene messa in un angolo, gli insegnanti hanno gli stipendi più bassi d'Europa, gli insegnanti sono vittime di una burocrazia imperante e i giovani, che dovrebbero essere il fulcro della speranza per il nostro paese, spesso emigrano dopo aver studiato, dopo aver utilizzato le formule della scuola, la capacità del nostro paese di dare prospettiva. Quindi per i giovani noi chiediamo un innalzamento dell'età scolastica, chiediamo un impegno della Regione, non tanto nel seguire il rapporto tra lavoro e formazione, ma dare una formazione che consente ai giovani di seguire un mondo che cambia, perché se un giovane non sa leggere un libro, non sa leggere un progetto, non sa leggere anche un manuale per poter fare poi formazione continua nella sua vita, corre il rischio di andare dietro non si sa cosa, mentre invece noi abbiamo bisogno che i giovani siano formati. La sanità resta uno dei pilastri del sistema veneto, ma anche uno dei settori più sotto pressione. Quali interventi ritiene più urgenti per ridurre le liste d'attesa e sostenere il personale sanitario? Tutte le regioni gestiscono la sanità, l'80% dei bilanci delle regioni è per la gestione della sanità, quindi quando sentite i candidati dire la sanità è il nostro primo obiettivo, dicono un'ovvietà. È chiaro, se una regione ha l'80%, così anche per il Veneto, di gestione del budget dell'intera regione, ci si occupa di sanità. Purtroppo la sanità oggi nel nostro paese cuba 350 miliardi di euro per la sanità pubblica,
50 per la sanità privata, ma in mezzo ci sono ormai 4 milioni di italiani che non si curano più e tra questi 390.000 veneti. In Veneto la sanità è ancora un'eccellenza, ma in questo declino complessivo del nostro paese corriamo il rischio che quella sanità lì colpisca le fasce più deboli, gli anziani, quelli che non riescono ad avere i soldi per la sanità privata e non riescono ad andare dietro alle lungaggini della sanità pubblica. Spesso invece di spendere in sanità, pensiamo al PNRR, ci sono nelle classifiche degli impegni la sanità all'ultimo posto. Si spendono soldi per le armi. Quando ci sono le liste d'attesa vi trovate davanti un carro armato perché hanno speso 2,5 miliardi per le armi in Ucraina, una spesa folle. Noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica, efficace, efficiente. Questo è il nostro impegno.